Adesso io non sento l'audio. Io non sento l'audio. Benvenuti a Dietro le Quinte, conversazioni informali con i personaggi dello spettacolo. Gli ospiti di oggi, Rodolfo Laganà, ma avremo anche modo di parlare con Omar Sosa e ancora con Antonio Grosso. Che dire, diamo subito il benvenuto al nostro primo ospite in collegamento telefonico, Rodolfo Laganà. Ciao Rodolfo, come va? Salve, buon pomeriggio, bene, grazie. Voi come state? Benissimo, insomma un momento difficile per lo spettacolo. Innanzitutto auguri, perché oggi è la festa del teatro, la giornata mondiale del teatro. Come stai vivendo? Bisogna capire che tipo di festa è, se è la festa finale oppure un inizio, perché ancora siamo tutti fermi, non è che c'è grande movimento. Speriamo bene, siamo positivi. Certo, siamo positivi. Ascolta, a che progetto tu eri impegnato quando è successo il fatto della pandemia? Che cosa stavi facendo, stavi realizzando? Io sì, stavo al Teatro 7 per uno spettacolo con Massimo Vertiulle, che era Amici per la Pelle, che avevamo debuttato, era andato benissimo e quindi dovevamo riprenderlo. Ma veramente a me mi sono saltati 3 spettacoli, perché ce n'avevo 3 spettacoli pronti e praticamente adesso è un anno e qualche mese che sono fermo in attesa che si riprenda un po' la situazione, che è una tragedia generale proprio. Certo, speriamo che questo 2021 sia senz'altro all'insegna dello spettacolo. Senti, speriamo. Ti vogliamo chiedere subito, ma c'è un personaggio che tu non hai mai dimenticato nella tua carriera artistica? Ce ne sono veramente tantissimi, ma uno che in particolar modo non hai dimenticato qual è? Ma guarda, diciamolo, è uno spettacolo, un personaggio che ho inventato che si chiamava Sparanza, che era una specie di filosofo rimasto dentro a raccordo anulare, insomma, uno che puntava tutta la sua filosofia sul recupero del tempo libero. A quello sono molto affezionato e l'ho fatto per diversi anni, e poi praticamente sai che c'è, quando fai gli spettacoli poi ti affezioni a tutti i personaggi. Ah sì, senz'altro. Ti affezioni sempre a tutti. Ma poi come funziona come si fa a rendere unico ogni personaggio senza magari confondersi con le psicologie complesse? Tu come lavori in questo senso? Beh, lavoro in maniera molto semplice, nel senso che una volta che hai inventato il personaggio e capisci bene la filosofia che devi portare avanti di quel personaggio, poi è difficile che ti confondi, perché ogni personaggio è diverso dall'altro, quindi insomma può capitare, ma raramente, insomma, quando hai le idee abbastanza chiare non succede. Certo. Ti piacerebbe lavorare con che regista in particolar modo con cui magari non hai avuto ancora modo di lavorare? E intanto c'è già una domanda da parte di Francesco, che è un telespettatore, che ci chiede qual è il suo ricordo più bello legato a Gigi Proietti. Sono
tutti ricordi belli. Io con Gigio ho iniziato il laboratorio, la sua prima scuola nel 1979 sì, sì. e praticamente sono stati tutti ricordi fantastici, oltretutto ci legava un'amicizia, un bene fraterno. Per me è stata una grande perdita, insomma, come ho perso un punto di riferimento molto importante. Certo. Gigi mi ha regalato tante cose così belle che non le dimenticherò mai. Assolutamente, una persona molto, soprattutto un'immagine dello spettacolo indimenticabile. Allora, ci sono un po' di domande per te. Rodolfo, lei fece al Paradise, che ricordo ha di Sing Sing con Celentano? Spero di rivederla in TV. Poi ancora, passiamo all'altra domanda. Lucia, che ruolo ti piacerebbe interpretare? Magari un ruolo che ti manca. E poi ancora Martina, le piacerebbe creare un altro gruppo comico? E poi ancora era scorsa un'altra domanda, vabbè, la recuperiamo dopo. Allora, che ti ricordi di Sing Sing? Beh, è stato il mio primo film, mi ricordo una grandissima emozione quando mi sono trovato davanti Celentano, tremavo proprio come una foglia, perché capirai, era nel 1983, quindi era proprio la mia primissima esperienza cinematografica. Ricordo un grande rapporto, ricordo un Celentano straordinario, ho dei ricordi bellissimi di quel film. Certo, poi ti chiedevano anche il personaggio che ti piacerebbe interpretare e ancora c'è un'altra domanda da Giampaolo: quando hai scoperto di essere portato per la comicità e non per altri generi? Guarda, il personaggio che mi piacerebbe interpretare ora, e mi è capitato soltanto una volta di farlo con Valeria Golino, con un film di Tonino Zangardi, che era Prendimi e portami via, era un personaggio serio, insomma, poetico, sofferente. Ora sarà all'età, quindi mi piacerebbe fare un personaggio così, rifarlo un'altra volta, perché insomma io sono uno che è portato a fare la commedia, io amo la commedia all'italiana, quindi tutto ciò che riguarda quello che poteva essere una via di mezzo, tipo lo so, Comencini, Moncelli, ecco, diciamo quell'area lì. Però poi se capita, insomma, se me lo dovessero offrire un personaggio un po' più serio lo farei volentieri. Senti, ma comici si è o si diventa, secondo te? Secondo me si è. Si è. Sì, credo, perlomeno credo, dalla mia esperienza. Nel senso che la comicità è un fatto che è musicale, come fosse delle note musicali, ha dei tempi precisi che devi rispettare. E comici si diventa perché poi magari ci si nasce, perché nasci con quell'ironia. Io sono vissuto, grazie a Dio, in una famiglia molto ironica e quindi hai potuto attingere allora dalla realtà, perché quello è il segreto. Bisogna comunque creare empatia con il pubblico, parlare di cose vere, allora perciò si ride, certo. Assolutamente sì, il pubblico deve immedesimarsi in quello che tu dici, quindi lo devi portare subito in una realtà. E poi c'è Giovanni che ti chiede, ha lavorato anche con Tiziana Cruciani a Domenica In con Carlo Conti, anche pure gran varietà di Antonello Falqui. Che ti ricordi di queste esperienze? Allora, guarda, di Domenica In mi ricordo un'esperienza bella, però purtroppo non l'ho vissuta pienamente, perché in quel periodo avevo mio padre che non stava tanto bene, quindi ero molto preoccupato e ansioso. Per quanto riguarda Antonello Falqui, è stato quello a cui io poi devo tutto praticamente, perché ho fatto diversi programmi il sabato sera con lui, dove quando c'era un varietà e una televisione che purtroppo poi negli anni ho visto sparire, che mi manca molto. Sì, è vero. Gli sketch, sì, tantissimo. E quindi fare gli sketch con Paola Tiziana, siamo fratelli, perché sono 40 anni che lavoriamo insieme, cioè abbiamo un'intesa, basta uno sguardo, abbiamo già capito. Ed è quello, è molto importante, certo, è molto importante per un attore, è fondamentale. Assolutamente sì. E poi c'è Floriana che ti chiedeva teatro o cinema? E poi ancora, passiamo all'altra domanda. Ancora Giovanni ti chiede, hai lavorato anche con il compianto Fabrizio Frizzi a Europa. Che ricordo hai di lui? Sì. Come tutti dicono, perché adesso sto rivedendo, adesso sta passando tanto, una persona straordinaria, umana, educato, un signore, una bellissima persona.
eravamo amici, avevamo fatto una bella amicizia, insomma, siamo riusciti a chiudere. Non lo ricordo sempre con tanta simpatia e tanto amore. Poi ricordo quel programma che era divertente, quindi un bellissimo ricordo. E invece di questo, quindi di questa Europa Europa, poi ti chiedeva Floriana, cinema o teatro? Tu che cosa preferisci di più? Assolutamente teatro, io faccio sempre teatro. Il cinema ho avuto delle esperienze belle, però insomma, diciamo, io sono patito per il teatro, sono malato proprio. Ma anche perché c'è questo contatto con il pubblico, profumo di palcoscenico. Ma lo spettacolo sì. cambia? Lo spettacolo cambia di sera in sera, che ne so, c'è una sera che magari una battuta fa ridere di più, poi magari la si aggiusta per la replica. Come funziona quando si fa uno spettacolo per diverso tempo? Tipo, che ne so, delle repliche, 1 mese, 2 mesi? Sì, ma guarda, lo spettacolo non è mai lo stesso, ogni sera cambia, ogni sera c'è un pubblico diverso, che poi alla fine è il pubblico che decide i ritmi, che decide l'andamento dello spettacolo. Quindi c'è sempre qualcosa da imparare, come dicevi te, una battuta che sai solitamente che ridono, la dici il giorno dopo non ride nessuno. E questa magia, questo è un fascino, è bellissimo però. Però forse il pubblico di Roma è un pubblico più casciarone, dà più soddisfazione, invece magari in altre parti d'Italia è un po' più freddino. Tu che ne pensi? Sì, sono d'accordo, sai, secondo me il pubblico più freddo che perlomeno mi è capitato di incontrare a me è stato il pubblico napoletano, che non ci penserebbe mai. Sì, però infatti. I napoletani sono molto selettivi, molto. Sì. Cioè ridono solo per le cose loro, è difficile. Sì, è vero, è vero, sono un po' di parte. Esatto, invece a sorpresa il pubblico milanese, ho fatto 3-4 spettacoli a Milano e sono stati sempre molto partecipi, insomma, è una sorpresa. Certo, poi ti chiedeva Lucia quale esperienza televisiva e non ti ha segnato in particolar modo. Ma diciamo al Paradise di Antonello Facchi dell'83, quando avevamo inventato quel gruppo che si chiamava La Zavorra e ci ha aperto proprio un mondo al varietà, quindi è stato anche lavorare d'estate, fare le serate, girare l'Italia in lungo e largo, e quello mi ha segnato molto. Infatti ti dico, come ti dicevo prima, c'è una grande mancanza di quel tipo di televisione e di quel tipo di situazioni. Poi dice ancora sempre Giovanni, no, forse questa no, ci è scomposta questa domanda, non fa niente, ti faremo un'altra. Allora, Giorgia, come hai avuto il piacere di conoscere Gigi Proietti? Ti ricordi il primo incontro? Come l'hai conosciuto? Assolutamente sì. Guarda, io ero andato a prendere dei biglietti al Teatro Brancaccio perché Gigi faceva il bugiardo, gli faceva una commedia. Scusa, faceva Gaetanaccio, no? E sono entrato a teatro proprio con lo scopo di prendere i biglietti. Da una parte ho visto un gruppo di ragazzi che era in fissa e mi sono incuriosito anche perché c'avevo tanto tempo da perdere, quindi potevo stare benissimo. Mi sono incuriosito di questo fatto, che ho detto, ma che state facendo? Cioè, stiamo facendo riempire una domanda perché Proietti fa il laboratorio. Io ho riempito questa domanda con molto scetticismo e con mia sorpresa mi telefonarono dopo un mese e mi dissero il provino c'era il 14 aprile, mi pare, al Teatro Brancaccio. Andai a fare questo provino, mi presero e lì cambiò la mia vita. E da lì ho iniziato un rapporto con Gigi meraviglioso, dove tutte le sere era un film proprio. Uscivamo insieme, andavamo a cena insieme, per cui è stato un ricordo indelebile per me. Insomma, è vero che c'è un destino. Tu credi nel destino? Se non avessi fatto l'attore, che cosa avresti fatto nella tua vita? Ah, guarda, non lo so davvero, perché io non credo di saper fare niente, forse sto formando l'attore, ma sicuramente avrei scelto un mestiere, insomma una cosa che mi faceva stare a contatto col pubblico sicuramente. Però ecco, mi ricordo che prima di fare l'attore io per cercare di guadagnare qualche lira facevo il rappresentante. Lo facevo e mi divertiva soprattutto perché
a che fare con la gente, il contatto con la gente, quindi insomma... Certo, lei ne avrà viste di cotte e di crude, quindi girando e facendo il rappresentante, poi magari quei personaggi sono diventati protagonisti delle situazioni. Quanto è importante, ne parlavamo prima, quanto è importante per far ridere attingere dal vero. Ti è capitato per costruire un personaggio di magari ispirarti ad una persona che è realmente esistita? Assolutamente sì, come no, certo. Cioè, la strada è un teatro continuo, cioè se puoi prendere degli spunti meravigliosi. Certamente poi parti da un'osservazione della realtà, poi a me mi piace un po' stravolgere, andare un po' sul surreale, quindi amplificare in maniera surreale tutto, però parte sempre da un'osservazione di vita reale. Certo, assolutamente. Ti piacerebbe trasferirti? Che cosa ne pensi? Trasferirti all'estero? Sei un po' patito di questo sogno americano, sogno dell'estero, oppure no? Guarda, non ci penso per niente. Io Ci credo. No, proprio io voglio stare a Roma, voglio morire a Roma, per me il mondo finisce a raccordo, per cui proprio figurati se ho delle idee di andare all'estero. Anche perché ho fatto talmente tante tournée che poi quando mi è nato un figlio ho deciso di muovermi pochissimo, stare a Roma il più possibile. Certo, e poi insomma Roma è la patria del teatro, della comicità, dai, certo. Ma Roma è Roma, non è così. Sì, certo, è un punto di riferimento. Sì, allora, per concludere, un desiderio. Sì. Tu ce l'hai un sogno nel cassetto, Rodolfo, adesso? Un personaggio, un progetto che vorresti fare? Che cosa ti manca? Guarda, il progetto che sto cercando di mettere su è un musical che mi piacerebbe molto fare. Sì, molto, sì, sto lavorando perché ho sempre messo la musica nei miei spettacoli. Per me la musica è una fonte di ispirazione incredibile, non parto mai a scrivere uno spettacolo se non ho individuato prima la musica, quindi è quella che mi porta. Beh, certo, poi è un secondo linguaggio, certo, la musica è un secondo linguaggio che rafforza il primo, è fondamentale in uno spettacolo. La musica giusta fa funzionare comunque lo spettacolo, quindi figuriamoci un musical. Allora, amici telespettatori, noi vi diamo appuntamento senz'altro quando riaprono i teatri e siamo quindi curiosissimi di guardare questo nuovo progetto di Rodolfo Laganà, che sarà, oltre a quelli già in corso, di un grande musical in stile con un pizzico di umorismo e di comicità che sono propri. Grazie mille Rodolfo per questa bellissima chiacchierata e ci rivediamo senz'altro magari a Roma in teatro dietro le quinte del tuo spettacolo. Grazie mille, un bacione, ciao! Grazie a voi, un bacio a tutti, grazie. Ciao! E noi proseguiamo con invece Antonio Grosso che ci parlerà anche lui di un progetto lasciato in sospeso che riprenderà a breve. Sentiamo un po'. Antonio, ci sei? Sì, perfetto, ti sentiamo benissimo. Allora, che ci dici? All'improvviso da una parte perché mi ero dimenticato che dovevo fare una cosa con mia figlia. Vabbè, l'importante è che ti abbiamo beccato per fare questa bellissima conversazione con te. Allora, che cosa hai lasciato in sospeso prima del Covid? Eri impegnato in diversi progetti, in particolar modo su che cosa stavi lavorando? Beh, noi eravamo in scena con I Soliti Ignoti. Sì, bello, bellissimo, divertente, sì. Mario Monicelli. Un progetto che io ho curato, portato fino alla produzione da Marco Balsamo che l'ha prodotto e poi siamo riusciti a portarlo in scena. Progetto che ci ho messo quasi 2 anni per realizzarlo, fra prendere i diritti, scrivere l'adattamento, mandarlo ai vari produttori. Sono riuscito poi con Balsamo, che oggi si può dire che è il numero 1 dei produttori teatrali italiani, a realizzare questa cosa bellissima in cui Marco ci ha creduto tantissimo, ha investito tantissimo su uno spettacolo veramente molto bello. Certo, allora arrivano già le domande dei nostri telespettatori, se me le ripassate un attimino. C'è Giovanni che ti chiede: Antonio, tu hai fatto diverse cose in TV, Napoli Velata, Ritorno al crimine e anche L'isola di Pietro. Che ricordo hai di questo telefilm con Gianni Morandi e quali sono i tuoi prossimi progetti?
Guarda, Gianni l'ho sentito proprio 2 giorni fa, perché purtroppo lui ha avuto questo incidente alle mani, si è bruciato, si è ustionato, Mhm. e ci siamo sentiti. Guarda, Gianni è una persona fantastica. Avercene veramente di artisti come Gianni all'interno proprio del nostro panorama dello spettacolo, perché è umile, è una persona con la quale ci si può parlare, ti diverti, vai a correre con lui, e io che ne ho molti meno di lui non riesco a stargli dietro quando abbiamo corso insieme, quindi è una persona veramente... Mi sono trovato benissimo, mi trovo sempre bene in ogni cosa che faccio. Ho lavorato con Ferzan Ospite, con Massimiliano Bruno, ho lavorato con tantissimi registi, registi di qualità e di quantità, perché Massimiliano oltre di qualità è anche di quantità. No? Allora, E quindi, ancora domande, aspetta, ancora domande. C'è Francesco che ti chiede, sei una... Allora, prima Chiara, c'è qualcosa di cui ti sei pentito durante la tua carriera? E poi c'era anche un'altra domanda di Francesco che ti chiede, ti ritieni un attore esplosivo che va costantemente domato? Oppure al contrario punti molto sulla misura? ma guarda, pentirmi non mi pento niente, perché poi fondamentalmente, ecco, forse una cosa che mi sono pentito è quando avevo 18 anni, subito dopo il liceo, e prima di iniziare l'università, non sono andato a fare un'esperienza all'estero per migliorare l'inglese, eccetera. Forse quello è l'unico pentimento, però dal punto di vista artistico non mi pento di nulla, sono Poi contento di quello che bisogna, ho. probabilmente bisogna un po' usare, no? Tu che ne pensi? Nei personaggi Sì, bisogna un po' usare, rischiare, perché poi magari siamo assolutamente. premiati quando facciamo Assolutamente, delle un scelte di po' tipo esplosivo lo diverso. sono, un po' esplosivo io lo sono anche un attore sopra le righe, spesso e volentieri mi piace quel modo di recitare che ti lascia comunque, perché noi attori siamo sempre egocentrici, quindi quell'egocentrismo totale fa parte della mia natura, però Certo, mi e poi piace ti chiedevano anche, domato. Giampaolo, Elena ti chiede, allora Giampaolo prima, nello spettacolo L'invisibile che c'è, hai messo in scena un grande dolore in una commedia, come è venuta questa geniale idea? Beh, lo spettacolo L'Invisibile che c'è è uno spettacolo che fa parte della mia vita. Io ho avuto un dolore immenso nella mia vita, e quindi sono riuscito a catapultare, a trasformare quel dolore in commedia. Infatti il Corriere della Sera lo paragonò alla commedia del dolore. Fu Mm. paragonata proprio così. E come ho fatto? Non ho fatto altro che riprendere ciò che ci hanno lasciato i padri fondatori della commedia all'italiana, da Monicelli a Risi, a De Sica, a Cerami, cioè trattare degli argomenti seri e degli argomenti, diciamo, di dolori con ironia e comicità, senza mai scimmiottare però il dolore. Assolutamente. Ed Elena poi ci chiede, il web la descrive come attore ed autore, ha una preferenza tra i due? Beh, fare l'attore mi fa stare bene quando recito, ma scrivere però mi fa sognare, cioè ciò che riesco a fare quando scrivo non riesco a farlo quando... Cioè, dove mi porta la scrittura non mi porta la recitazione. Assolutamente, quindi sono veramente due professioni da condurre a braccetto, possiamo dire. Ancora ci sono ancora delle altre domande. Lucia ti chiede: c'è qualcuno al quale ti ispiri? E poi ancora Antonio, hai girato anche Squadra Antimafia con Simona Cavallari, come ti sei trovato a lavorare con Simona? E poi ancora c'era un'altra domanda, Giorgia, le è piaciuto recitare in selfie di genere poliziesco o si trova più a suo agio con altri generi? Mi sono dimenticata la prima domanda. Allora, la prima domanda è la Squadra Antimafia, se non no, bugia. C'è No. qualcuno al cui ti ispiri? La prima Ok, domanda, ok. allora Oh, Lucia. no, mi stalkerizzano. Che faccio? No, sì, mi ispiro un po' a tutto quello che è la nostra commedia all'italiana, e soprattutto la nostra cultura partenopea, perché io venendo da lì è quello mi ispira, quindi c'è dentro di me
Troisi, Edoardo, ma dentro di me non dimentico Monicelli, non dimentico De Sica, non dimentico tantissimi Risi, non dimentico tantissimi Gasman, Tognazzi, Mastroianni, tutti quelli che hanno formato in qualche modo la commedia italiana, e poi per non dimenticare il grande Totò. Quindi c'è tutto e niente, perché poi fondamentalmente vorrei essere me stesso. In questo momento, ascolta, stanno scorrendo dalla regia le immagini del boss a teatro, dico bene? Il boss del teatro, quella è Sì, un'operazione il boss del web teatro. Di che cosa si tratta? Di che cosa si tratta? Che cos'è? Guarda, è una denuncia in chiave molto, molto sopra le righe, quasi farsesca, di quello che potrebbe succedere al teatro. Un po' un Boris del teatro, però in chiave è un insieme, è un incrocio tra Gomorra e Boris. Vai. Ah, bellissimo, quindi è bellissimo. Questa è sempre un'idea tua? Sempre un'idea tua? Sì, assolutamente. Sì. E quindi Viviana Marrone ci dice: chi è il tuo idolo? Tu ce l'hai un idolo? Ma chi è il mio idolo? Ma forse il mio idolo è la commedia all'italiana. Non è uno, ma è un qualcosa. È tutto ciò che ha rappresentato la commedia all'italiana. Quello è il mio idolo. Poi oggi ci sono degli attori fantastici che uno può e deve prendere in considerazione, da Favino a Germano, a tanti attori bravissimi, colleghi che sono straordinariamente bravi, e uno non deve fare altro che in qualche modo ispirarsi e prendere e rubacchiare sempre da loro. Assolutamente. Poi ti chiedono ancora: c'è qualche attore con il quale ti piacerebbe lavorare e ti piacerebbe recitare in genere? E poi c'è qualcosa che non ha ancora fatto ma che le piacerebbe fare, e anche i progetti post pandemia? Ma un attore che mi piace, ci sono degli attori, mi piacerebbe lavorare con Castellitto, mi piacerebbe lavorare con Favino, con Germano, ma mi piacerebbe lavorare anche con delle donne come la Ropacher, mi piacerebbe lavorare con la Ramazzotti, mi piacerebbe lavorare con Laura Morante, ce ne sono tantissimi. Insomma, ce ne sono tantissimi e tanti registi. Io farei una lista di registi e direi va bene così. I progetti per il futuro, ci sono tante cose che bollono in pentola. Adesso abbiamo adattato l'Accattone di Pasolini per il teatro, sto preparando forse la mia prima opera cinematografica, dobbiamo riprendere I Soliti Ignoti, ci sono in qualche modo progetti teatrali e anche televisivi, c'è tanta roba. Adesso c'è tanta roba, quindi l'importante è che aprano questi teatri. Sì. Poi c'era la nostra amica che ti chiedeva: oggi è la giornata mondiale del teatro, che cosa ti manca di più del recitare? E ancora c'era un altro intervento: quali sono, dice Giovanni, quali sono i tuoi cantanti preferiti, specie quelli napoletani? Ti piace la canzone napoletana? Dice Giovanni. Allora, la canzone napoletana, non sono un grande cultore forse del neomelodico, di quella canzone napoletana ultima, rap eccetera, perché non fa parte dei miei gusti, però non posso che ricordare tutti ciò che hanno fatto, tutte le persone, tutti i cantanti che hanno fatto comunque la storia della musica napoletana, come Pino Daniele, Bennato, ci sono tantissimi Gensenesi, ci sono tutti quel gruppo anni 70-80 che comunque hanno rivoluzionato un po' la canzone napoletana e non si può dimenticare, quindi quello mi piace. Prima parlavamo con Rodolfo Laganà, al quale piacerebbe veramente, ha un sogno nel cassetto, mettere su un musical. Tu hai mai pensato, hai mai fatto un musical? Non è nelle mie corde. Ho fatto un musical tantissimi anni fa, quando ero ragazzino, che era poi l'ultima cosa che fece Bruno Lauzi, e feci questo musical scritto da lui, con le musiche di Riverberi. Però non è, c'è in progetto anche questo, una sorta di musical che stiamo lavorando per metterlo in piedi con il Teatro Brancaccio. Speriamo che si possa fare anche questa cosa. Certo. E invece
da scrittore, da regista. Da scrittore, cioè quindi da progettista, da autore di questo grande musical. Sì. Adesso, specialmente il periodo della pandemia, ha visto nascere sul web una serie di iniziative, corti, web serie da parte degli attori. Che cosa cambia quando magari si scrive per il web o si scrive per il palcoscenico? Beh, ma là mancano, cioè la differenza sta proprio nella misura, sta nei tempi, sono proprio due forme di scrittura completamente diverse. Perdonatemi se sentite, sono tutti pieni di bambini, meno male che è zona rossa qui a Roma, c'è una miriade di bambini in mezzo alla strada, e quindi sono proprio due tipi di scritture completamente diverse. La sceneggiatura è una cosa e il copione teatrale è un'altra cosa. I tempi, lo spazio, il modo, nel teatro non ci sono i primi piani, mentre nelle sceneggiature, nel cinema, in televisione, le serie è pieno di primi piani, quindi per spiegare una cosa basta un primo piano da una parte, invece col copione teatrale devi essere bravo a spiegarli, i silenzi, le pause, i tempi, veramente sono due mondi diversi e separati nella scrittura teatrale con quella cinematografica. Certo, cosa ti piace di più produrre? Se dovessi oggi scrivere magari una serie invece per la televisione, di che cosa tratterebbe questa serie? Che genere affronteresti? A me piacerebbe fare una serie che parli... Allora, mi dicono dalla regia, inquadrati meglio in primo piano, che così, ecco, perfetto, che così vieni... Inquadrate, scusate, io pensavo che fossi soltanto in audio. No, sei inquadrato. Vabbè, scusate, perdonate, meno male che non mi sono staccolato durante... dicevo... a me piacerebbe tanto fare una serie che parli del tempo, sono molto appassionato di questo, infatti tutte le serie su Prime, su Netflix che parlano del tempo, del ritorno indietro nel tempo, dei viaggi eccetera, mi fanno molta curiosità, è molto bello. Ecco, vi inquadro il geometro, guardate che bello. Ecco. Sì, bellissimo. Prima parlavamo un po' dell'estero. Tu come vedi la situazione italiana rispetto all'estero? Noi come siamo messi in Italia per quanto riguarda lo spettacolo? Beh, guarda, a livello di set noi siamo tra i primi in Europa, molti set in Europa e nel mondo sono stati fermi, mentre in Italia hanno girato parecchio, e questa è una cosa importante che ha mandato avanti. Tra l'altro se l'è preso in carico Rutelli di fare questa cosa, con tutta una serie di disposizioni del governo. A differenza degli altri paesi europei e mondiali, l'Italia per diverse caratteristiche, diversi tipi di organizzazione è sempre un pochino indietro perché ciò che noi facciamo qui in Italia 20 anni fa già è stato fatto in America o in Inghilterra dal punto di vista teatrale. Certo. Va bene, che dire, ti ringrazio tantissimo per questa bellissima chiacchierata oggi pomeriggio. Ti diamo appuntamento nel 2021 quando i teatri riapriranno e certamente ci vedremo di persona a uno dei tuoi spettacoli. Grazie mille, alla prossima. Ciao. Grazie. E noi proseguiamo con parlare di musica e lo facciamo con Omar Sosa in collegamento dall'Oklahoma. Ci parlerà del suo nuovo album. Sentiamo un po'? Ciao Omar, hello, come va? Allora, benissimo. Allora, innanzitutto c'è il nostro Giorgio Lentano che tradurrà le domande dei telespettatori e anche le risposte di Omar. Iniziamo subito col parlare di questo tuo nuovo album. A che cosa ti sei ispirato? Bueno, ha sido un viaje por 8 países del África del Este. It was a trip for 8 countries of East Africa. And after we record traditional musicians, I brought this sound to Paris with my producer, and we arrived with this record called
an East African journey. Ok, stop un attimo che facciamo tradurre Giorgio. Allora, Giorgio, buon pomeriggio. Quindi traduci, ciao a tutti, traduci un po' quello che ci diceva Omar. Diceva che appunto l'album deriva da un viaggio in 8 paesi dell'Africa dell'Est, che poi lui, diciamo, insieme al suo produttore ha portato a Parigi e ha inciso appunto nell'album che si chiama Viaggio in Africa dell'Est. Perfetto. C'è già una prima domanda da parte di Giovanni che dice: ti ricordi il lavoro fatto con Paolo Fresu? Che cosa ricordi di Paolo Fresu? Che cosa ricordo del fratello Paolo Fresu? Io chiamo a Paolo il fratello. Sì, molti anni in giro por tutto il mondo, è una meraviglia compartir. Scusa, trato di parlare italiano, spagnolo, inglese. Sì, va benissimo, perché tu sei molto internazionale, va benissimo. Well, it's a little bit later, but now we don't travel too much. But back to the question, yeah, for me it was a beautiful meet Paolo, because first, you know, I learned a lot of things with him in the musical aspect. But another thing is I learned how good is the Italian wine and the food and all the great thing Italia can give to the world. I learned with him. Perfetto, sentiamo Giorgio. Giorgio. Sì, diceva che innanzitutto è stato molto bello e che insomma sì, innanzitutto musicalmente, perché lui ha appreso molto dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista del cibo, del buon vino, insomma delle cose che l'Italia sa offrire al resto del mondo. Perfetto, e adesso ci sono le domande dei telespettatori. Un attimo, ci sono domande dei telespettatori, se me le mandate, e intanto Giorgio prendi nota così le ricordi. Martina, a chi si è ispirato per le sue composizioni? Poi c'è Sofia che dice: pensa che il jazz sia uno stile musicale sottovalutato in Italia? E poi ancora Alessia ci chiede: qual è l'esibizione che occupa un posto speciale nel suo cuore? Allora vai con la prima domanda, Giorgio. Yeah, the first question was who are your inspiration for your music? Well, the inspiration is all what I have around me. You know, if I arrive to a country, you know, I see some, let's say, some reality that grab me. This thing I always need to translate on music, and it's important for me. Something that really inspired me is food of every single country on the planet, because through food you can know the tradition and the reality of one country by itself. Vai Giorgio. Diceva che la sua prima fonte di ispirazione è viaggiare, in un senso vivere il mondo, ma in particolare il cibo, che insomma tutti sappiamo è un importante mezzo tramite cui si possa conoscere la cultura di un luogo, che quindi lui appunto assimila per la sua musica. E poi ancora c'era la seconda domanda: pensa che il jazz sia uno stile musicale sottovalutato? La seconda domanda di prima, Giorgio, traduci? Yes, do you think that jazz is not as important in Italy as it is in other countries? Well, you know, believe it or not, the jazz in Italy is more important than the another countries. Yeah, jazz in Italy is part in a way of the Italian tradition. You know, in another country, sometimes the people expecting the jazz is more alive, but not. Italy is one of the places when the jazz is still alive, and a lot of amazing jazz players in Italy.
Dice che al contrario, insomma, da quello che si può pensare, il jazz in Italia è molto vivo ed è pieno di grandi musicisti, jazzisti che appunto suonano questo genere, al contrario, insomma, di ciò che si potrebbe pensare, perché si parla tanto di altri paesi, ma invece l'Italia è uno dei paesi dove ancora il jazz è molto vivo. È molto sentito. Poi mi sa che c'era la domanda di Alessia che ci chiedeva qual è l'esibizione che occupa un posto speciale nel suo cuore. The question is, there's a show that has a special place in your heart. A specific show. Again? Do you have a specific show that you have made that has a special place in your heart? Well, I have one. Yeah, when I was playing at Carnegie Hall, when I got the opportunity to open the Sankey Hall in New York, was for me like wow, I can't believe it. I'm in the Carnegie Hall. Yeah. La sua insomma esibizione più importante è stata Carnegie Hall a New York, e lui proprio non si aspettava, appena arrivato là ha detto che non ci poteva credere. Certo, e poi c'era anche un'altra curiosità che dice di Chiara: ha un portafortuna che porta sempre con sé? Con te? Qual è? Oh. Sì, no, mira, Eccolo, quello è il braccialetto, sì, si vede benissimo, questo è il braccialetto portafortuna di Omar Sosa, quindi se lo vedete con questo braccialetto è proprio il suo portafortuna, il concerto andrà benissimo. E poi ancora, certo, poi c'era... Ascolta, no, non lo so se il concerto andrà benissimo. E incrociamo le dita, ma sì. Ma sì. Il braccialetto è para la salud, is for my health, and for trying to always call the spirit in light and the ancestors to bring me some hope and freedom in my life. This is the real answer. Sì, che insomma è più per augurarsi una buona salute, avere in un certo senso nell'anima i propri antenati per augurarsi appunto una buona salute. Quello è reale. Giampaolo, va bene. Che la sua è una cultura che unisce i linguaggi musicali di tutto il mondo? Can you say that jazz is a way to unite all the musical languages in the world? Totally. I'm agree with that question. And actually, it's a good point. Jazz, in my humble opinion, is the only style of music can fit all the music in the planet, because jazz is freedom and accepts everything. Ray one, you're right, my man. You're right. Dice che insomma è una gran bella domanda, ed è vero che il jazz è l'unico genere musicale, secondo lui, che davvero unisce tutte le culture, tutte le varie influenze musicali del mondo. E poi c'è Giovanni che vuole chiederti, forse è venuto a un concerto in Italia, leggi tu Giorgio perché io non vedo bene senza occhiali. Thank you so much, really maybe one day concert in Italy when this Covid is finished open soon, cioè vieni di nuovo, verrai in Italia. E c'è anche la domanda che volevo leggere, passata molto interessante, di Francesco. Francesco ti chiede: i beatmaker hanno sempre attinto alla musica jazz per ricavarne samples? Dov'è il confine tra l'arte e la mancanza di rispetto? Questo è difficile, fai una sintesi. The beat makers always draw from jazz to make music samples. What do you think is the line from maybe stealing other people's music and create new music? You know what? It's an interesting question. It's true. Yeah. For me, as soon you put the music out, it's already out. So you don't have any control of what people gonna do with your music. So for me, in my personal way, I don't have any problem if some people can take one phrase or two phrases or whatever of my music. Why? Because we need to share it. We live in the moment, and we need to share it. We need to share in emotion. We need to share in love. We need to be together. And music can put
all the people together. It's kind of complicated because depending on what we do with the music, you're supposed to study because I said again, as soon as you put the music out, it's already, I don't want to say public domain, but it's already out. So what you can do? Dice che insomma una volta che la musica effettivamente viene poi pubblicata è al di fuori di dominio pubblico, cioè non dice proprio di dominio pubblico, però ecco è un processo un po' incontrollabile, quindi lui dice che non ha un vero problema con chi prende magari la propria musica, anche perché siamo in un momento dove c'è bisogno di condividere, c'è bisogno di collegarsi emotivamente, e questo la musica lo può fare, solo che appunto purtroppo è anche un processo irreversibile, dato che la musica una volta che è fuori appunto. Certo, poi ci chiedeva Giovanni, verrai in Italia dopo il Covid, appena si può viaggiare, finisce questa zona rossa, ti possiamo vedere in Italia? Sì, aspetto arrivare all'Italia come, how you say summer? Estate, sì. Estate. In estate. Forse al Timing Jazz? Al Timing Jazz di nuovo verrai? In Sardegna? No, non lo so. Yeah, we have a few prospects. It's gonna come out in the summer, but today no one knows what's gonna happen. Si dice che ci sono insomma varie alternative che stanno esplorando, ma per adesso nessuno sa niente per l'estate. Poi c'è un'ultima domanda, vuole sapere Giovanni, questo album del 2012, Alma Album, che ti ricordi? What do you remember about the Alma album of 2012? Wow, Alma, wow. It's a lot of beautiful memories. What's the first record we did with Fratello Paolo, and actually that record was the music click and put us together like a brothers with Paolo. Was a beautiful journey. I said again, I need to say thank you to Stefano Amerio for his wonderful recording, and I need to say a thank you to all the people who was working in that project, because together we became a good family now, and we record Eros after this. Allora dice che ha un sacco di bellissimi ricordi e che è stato l'album che un po' ha suggellato la sua fratellanza artistica con Paolo Fresu. Ringrazia appunto tutti i collaboratori che hanno lavorato all'album, che poi anche si è portato dietro per progetti successivi. Perfetto, allora che dire, grazie mille di essere stato con noi questo pomeriggio e averci parlato di musica e soprattutto del tuo nuovissimo album. Ti diamo appuntamento ovviamente nei teatri di tutta Italia, nei palchi estivi, e speriamo, incrociando le dita, che già in estate possiamo assistere ai tuoi meravigliosi concerti. Grazie mille, alla prossima. Ciao! Giorgio Lentano traduce. Giorgio, il saluto di Giorgio. See you soon, Omar. See you soon. I hope we see you soon. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Ciao. Ciao. Grazie mille a Giorgio Lentano per la traduzione in diretta, e anche con questo pomeriggio noi abbiamo concluso. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con nuovi ospiti. Per rivedere tutte le puntate www.dietrolequintetv.com, per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima settimana. Thank you so much. Bye-bye. You're so kind. Okay. Bye, Omar. Bye. Ciao. Ciao.